Oggi si celebra San Siro. Il nome Siro rimanda al greco Sirios, da cui deriva anche il nome della stella Sirio e significa splendente, ardente. Oggi, 9 dicembre, è la giornata internazionale contro la corruzione. Corruzione intesa come fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i paesi. La corruzione determina le istituzioni e lo Stato di diritto, distorcendo i mercati e i processi elettorali, privando i cittadini di diritti fondamentali e rallentando lo sviluppo economico. Gli investimenti stranieri leciti vengono scoraggiati e le piccole imprese nazionali non riescono a superare l'ostacolo dei cosiddetti costi di avviamento, e questi sono solo alcuni dei problemi da combattere causati dal fenomeno che alimenta anche forme di estremismo e divisioni sociali. Pace, giustizia e istituzioni forti è l'obiettivo 16 nell'Agenda 2030 e fa particolarmente riferimento alle necessità di ridurre la corruzione e gli abusi di potere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia il 9 dicembre 1979 la scomparsa del vaiolo. L'ultimo caso era stato registrato 2 anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa, intrapresa da molti paesi negli anni 70. Riserve del virus sono state conservate in 2 laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA. Ma sapete perché vediamo il cielo azzurro? Anche qui la spiegazione si trova nella nostra amata fisica. I raggi del Sole colpiscono le molecole dei gas che compongono l'atmosfera, quindi ossigeno, azoto, anidride carbonica, eccetera. In particolare la parte della radiazione a onde corte, quindi quella del blu, viene dispersa in tutte le direzioni e ci permette di vedere blu o azzurro. E nel caso del tramonto o dell'alba? In quel caso la diversa angolazione permette la diffusione delle radiazioni a onde più lunghe, come rosso e arancione. Buongiorno ai 12, oggi una stupenda luna di Trigono accende i segni di fuoco e li lancia verso una dimensione decisamente più scoppiettante e capace. Ariete, Leone, Sagittario in pole position, vediamo cosa succede. Ariete, Trigoni da tutte le parti per voi oggi, è una giornata molto fattiva, concreta e di grande riuscita, soprattutto per quello che riguarda amore e passione. Ottimo anche il lavoro. Toro, per voi oggi una quadratura della luna rende tutto un pochino più stantio e pesante, però nel lavoro e nelle idee ci sono delle direzioni nuove e più chiare. Il partner sempre presente vi garantisce sostegno e cura. Gemelli, per voi oggi è una giornata gratificata da tutti gli appoggi planetari e che spinge sul vostro cielo zodiacale ad essere più ottimisti nonostante l'opposizione di Sole, Venere e Marte. Anche se in amore per adesso si avvertite una certa belligeranza o distanza, compensatevi con il lavoro in cui adesso siete tornati a brillare. Cancro, per voi oggi è una giornata in cui Saturno e Nettuno saranno ottimi consiglieri di quel Giove importante che vuole farvi guardare a progetti più ambiziosi e soprattutto i Cancro della terza decade avranno delle grandi soddisfazioni pratiche e oggettive. Leone, per voi oggi la Luna fa faville proprio perché si aggancia ai trigoni di Venere, di Sole e in serata anche con Marte. Una giornata piena di intensità, passioni, risate e divertimento. Vergine, per voi oggi la luna è un po' intuitiva, vi suggerisce qualcosa, come se vi sfuggisse qualche particolare che invece sapete essere inconsciamente determinante. Arriverà un amico oggi a chiarirvi le idee. Bilancia, giornata oggi molto fortunata, quella luna dal vostro 11° campo sembra affidarvi un po' agli amici o alla cooperazione
e a tutti i lavori che saranno fortunati se saranno svolti in gruppo o in team. Ebbene, in amore, che è il vostro argomento preferito, seppure c'è poco tempo per la passione, il sentimento c'è e rimane solido, Scorpione. Per voi oggi la luna è un po' urticante, proprio perché vi mette davanti a delle condizioni di cui dovrete prendere coscienza. Le diversità con il partner cominciano a essere evidenti, ma non per questo dannose. I trigoni di Saturno, Nettuno e di Giove tendono a farvi avere l'idea vincente su tutto. Sagittario, la vostra giornata è una giornata salutata da una luna meravigliosa che spinge sui segni di fuoco, innamorando Venere, utilizzando la forza del Sole e anche quella di Marte in serata, per cui una giornata in cui la visione di se stessi è abbastanza chiara. Oggi è un ottimo giorno non solo per amare, ma anche per guardarsi e contemplare dei risultati ottenuti. Capricorno, per voi oggi la luna tace, quindi i sentimenti non siete particolarmente interessati. C'è però qualche sospetto su delle manovre che dovete compiere. Non vi fidate forse di qualcuno? È un classico per il vostro segno zodiacale, ma date tempo al tempo di dimostrarvi che forse non è il caso di essere così sospettosi. Acquario, giornata oggi di luna in opposizione, una luna ottima per vedervi sicuramente e per calibrare un po' meglio il rapporto con l'altro che spesso forse trascurate. Pesci, giornata oggi in cui per voi la luna tace, rimangono le quadrature di Sole, Marte e Venere, ma la solidità di Saturno e Nettuno non vi permetterà di deragliare in sentimenti. Qualche paura? Forse, ma non necessariamente fondata. Al cinema esce Scarface, pellicola cult del genere gangster. Debutta nelle sale il 9 dicembre del 1983. Il film conferma la fama di duro di Al Pacino nei panni di Tony Montana. In Italia viene trasmesso in TV in versione censurata per la crudezza del linguaggio e l'eccessiva violenza di alcune scene. I saggi inglesi dicono "Saving for a rainy day". Letteralmente tradotta sarebbe salvare per un giorno di pioggia, ma il significato è ben più profondo. Con questa frase si dà un consiglio per mettere da parte per quelle volte in cui ce ne sarà bisogno. Il matto di oggi è lo scrittore inglese John Milton. Prima del suo celebre poema, Paradiso perduto, il demonio veniva raffigurato come un mostro ripugnante. Nella sua opera, invece, Lucifero è visto come un angelo caduto, astuto, che porta a compimento il suo ambizioso obiettivo, corrompere il genere umano. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non smettere di cercare ciò che ami o finiresti per amare ciò che trovi. E con lo sguardo rivolto in avanti, sempre pieno di sane ambizioni, diamo il benvenuto a questo nuovo meraviglioso giorno. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.